Abbiamo problemi di siccità maggiori, sono in provincia di Rovigo, dove ci sono alcuni acquedotti che non sono serviti dall'acqua tuttora. Non sono bastate le nevicate fuori stagione, anche a bassa quota, e neppure la pioggia che si è riversata nel Veneto, in alcuni casi provocando disagi e danni. L'allarme per il prolungato periodo di siccità è reale e non rientra. Riguarda il Veneto e accomuna tutte le regioni del nord Italia, convocate al tavolo del Ministero dell'Ambiente per fare il punto della situazione e studiare le strategie. Quindi queste riunioni servono a fare un coordinamento tra le varie regioni in modo da aprire o chiudere, insomma regolare i bacini di montagna, in modo particolare del Trentino Alto Adige, per garantire la presenza di acqua lungo la criticità maggiore che abbiamo, che è in questo momento è l'Adige. È la situazione dell'Adige che sta creando i problemi maggiori, sia per quanto riguarda l'idropotabile, che ha la priorità assoluta nel Rodigino, che per quanto riguarda i territori che il fiume attraversa per l'agricoltura. Il Veneto ha chiesto la convocazione di questa riunione in modo che il Ministero possa coordinare le misure per far fronte a questa situazione. Questo riguarda anche i rilasci? Assolutamente sì, proprio questo è il tema. È necessario che vengano incrementati i rilasci dai bacini dell'Alto Adige, del Trentino in modo particolare più che dell'Alto Adige, in modo da garantire una portata sufficiente sui corsi d'acqua in Veneto, sufficiente a garantire irrigazione ma soprattutto l'idropotabile.